L'ambasciatore tedesco in Italia Viktor Elbling ha incontrato ieri una delegazione di studenti del liceo Canova di Treviso, istituto che è entrato a far parte della rete Scuole Partner per il futuro in base a precisi requisiti riconosciuti dal governo tedesco. Pensiamo che in Europa sia necessario imparare almeno 2 lingue oltre alla lingua madre e chiaramente il tedesco è una lingua che può essere interessante. Io penso sempre che non debba essere esclusivo, è importante imparare le lingue, ma noi cerchiamo di portare avanti, di fomentare la nostra parte, cioè poter imparare il tedesco, e mi fa molto piacere vedere che questa scuola sia una scuola che faccia parte di questa rete PASH, che si è impegnata appunto a insegnare il tedesco in modo più intenso. I docenti di tedesco seguono una specifica formazione che garantisce loro di mantenere parametri didattici di insegnamento della lingua tedesca richiesti dal Ministero tedesco alle scuole che, come il Canova, fanno parte della rete. L'inglese credo che sia la lingua che tutti dobbiamo in qualche maniera saper parlare per poter comunicare, e poi dopo ci sono altre lingue importanti, sicuramente il francese, lo spagnolo, il tedesco, che sono lingue che aiutano anche per la formazione professionale, più tardi per la carriera professionale. Io penso che il tedesco sia molto utile anche per questo, e poi ci può essere l'interesse chiaramente per la cultura, per la letteratura. Le lingue sono il ponte per avvicinarsi alle culture.